E a proposito di cammino, è proprio di questo che stamattina vogliamo parlare. Bentornato Pietro, caro amico, caro Pietro. Qui c'è una cartina mille. Guarda, partiamo da questa cartina. So che l'immagine ci copriamo noi, la facciamo vedere. Se fate questa inquadratura ci stringete su di noi un po'. Ecco, questa è la cartina della Sardegna. Ci sono una serie di punti. Esatto, 36 punti che saranno poi i punti che toccherà il nostro Pietro con il Pellegrino d'Arte, perché è questa poi l'iniziativa, no? Allora, il Pellegrino d'Arte è un progetto nazionale. La Sardegna però è la prima, quindi partiamo dalla Sardegna. Sì. Lo scopo del progetto è quello di scoprire quelle che sono delle perle nascoste in ogni regione. Per perle nascoste cosa intendo? Intendo eccellenze paesaggistiche, patrimonio culturale, vecchi mestieri, antiche tradizioni che per vari motivi, o per una situazione geografica disagiata, o perché mancano i fondi, o perché manca la voglia di metterli a posto, praticamente non fanno parte, diciamo così, del giro turistico quello tradizionale. Cioè la gente viene in Sardegna, va a vedere tutt'altro. Esattamente. Ed invece hanno una valenza artistica di grandissimo valore. Nello stesso tempo però affianchiamo a questi 36 che noi chiamiamo volutamente stazioni, perché saranno i punti del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio nel senso che io fisicamente farò a piedi questo percorso che sono 720 km. E non è una via Crucis, visto che siamo in No, Quaresima. no. È una Tra via poco, della però, cultura. Però ci piace via che della cultura. abbiamo sposato in questo giorno di inizio Quaresima un progetto che ha come idea essere pellegrino, no? Esattamente, e il pellegrino in questo caso è il pellegrino d'arte, cioè una figura che oggi manca. Perché camminare ti dà modo di vedere tutto quello che ti circonda. Tra l'altro stiamo vedendo queste sono le 36 stazioni. Sì. E ti dà modo soprattutto. Tu hai già capito dove si trova questo? Ce ne sono tante di Qui queste secondo me Sardegna. Costa Smeralda. No. Qui No, siamo. Forse questa è la prima, la Maddalena. Sì, la Maddalena, è vero, hai ragione. Vabbè, insomma, sono tutte straordinarie località che in realtà, guardandole dalle foto, non mi sembrano neanche Sardegna, fra un po', non le conosco, cioè proprio non ho neanche mai. Abbiamo fatto questa scelta insieme a DSC, che io ringrazio, un archeologo molto giovane che è un grande conoscitore della Sardegna, e insieme ad alcuni artisti che stanno lavorando qui in Sardegna. E abbiamo cercato appunto di scoprire queste cose poco note ma che hanno un grande valore. L'altra cosa importante è che tutto questo percorso, diciamo così, verrà fotografato e filmato, quindi documentato, perché poi alla fine dei 2 mesi noi presenteremo a Cagliari le 36 opere che saranno realizzate dai 36 artisti, per far vedere a chi ne ha voglia e a chi ne ha piacere le cose che questi artisti prepareranno, dedicate ad ogni luogo che noi andremo a visitare. Quindi una premostra. No, se vogliamo. è alla fine. Alla fine dico. Alla fine ci sarà la mostra. Ok, questo però è un modo per dare a ogni artista la possibilità di dire guardate che tra un po' ci sarà questo appuntamento. Allora è un bilancio vero di tutto l'iter, è una mostra di fatto che deve riverberarsi nel quadro più generale delle conoscenze. Allora facciamo un esempio, partiamo dalla Maddalena. Sì. Alla Maddalena noi adesso io indico le località, ma non indico esattamente qual è il patrimonio che andremo il luogo che andremo a visitare. Mettiamo il caso che sia una chiesa. Sì. Allora ci sarà un artista che dedica la sua opera, che può essere pittorica, scultore, video, fotografica e quant'altro, a quella cosa lì. Benissimo, ma a Cagliari quando farete quella presentazione è come se fosse una mostra di tutto il percorso. Oppure io dicevo una premostra perché nella mia immaginazione c'era che ogni artista prepara quell'opera dello specifico luogo, ma poi di quel luogo magari quell'artista avrà anche tante altre opere da far vedere, o comunque della sua carriera, del suo bagaglio artistico avrà anche tanto altro, no? Però noi presenteremo solo quell'opera lì. Sarà il riassunto 36 opere. Esattamente. E la scelta di questi 36 artisti, io venerdì sarò all'Accademia di Sassari
perché vogliamo che soprattutto siano i giovani ad essere i nostri protagonisti, diciamo così, di questo evento. Poi abbiamo già contatti anche con alcuni artisti, diciamo, già affermati in Sardegna, che comporranno anche loro la lista dei 36 e che dedicheranno anche loro un'opera a questo nostro progetto. Tenete presente che è, ripeto, il primo perché il progetto è nazionale. È nazionale. È nazionale, per cui la Sardegna parte per prima, poi ci saranno le Marche, la Puglia, la Sicilia, insomma, diciamo è un progetto che prenderà 4-5 anni. Ecco, questo voglio capire, visto che prende 4-5 anni e 2 mesi di cammino, perché il pellegrino... in Sardegna. Chi è il pellegrino che cammina? Pietro Franesi. Appunto, e quello volevo capire, ti sei preparato per fare sta maratoncina? Tutta l'Italia dovrai fare il pellegrino in tutta l'Italia? Sì. Questa, se vogliamo, seduta di grande fatiche, di grandi fatiche. Tenete presente che io ho già fatto questa cosa, per esempio, cioè non sei nuovo. In Patagonia ho fatto dalla costa atlantica alla costa del Pacifico. Quanti chilometri? Erano 320. E lì l'abbiamo fatto per fare tutto il percorso del popolo Mapuche. E in ogni villaggio del popolo Mapuche facevamo un'installazione artistica. E lì abbiamo impiegato circa 36-37 giorni. Fantastico. Sì. Chi cammina, dice questa maglietta, prende le perle, e fuori onda abbiamo detto che chi non cammina invece questo è vero, certo, prende i pirla. Vabbè, al di là una di grande questo... valenza culturale. Vabbè, è cattivello, tu Pietro non raccogli l'insinuazione del mio collega, però è mentre io bella, sono sempre nell'ampollosità della cultura e dell'arte. Sì, ma fermati un attimo, c'è un'altra valenza importante, che è quella di un turismo diverso, no? Esattamente. Allora si chiama Pellegrino d'Arte, nel senso che noi vorremmo formare questo nuovo soggetto che è appunto il pellegrino d'arte. Ora, siccome adesso va molto di moda il camminare, perché la gente finalmente ha capito che camminando c'è anche la salute. Allora, un modo per... Abbiamo parlato settimana scorsa, venerdì scorso, con il dottor Sergio Mameli, che è un medico che si occupa di dolore cronico. E appunto il movimento, il camminare, correre è una delle migliori... Esattamente. Allora, voi avete forse uno dei posti più belli al mondo. È evidente che a girarli in macchina, insomma, non si colgono. Guarda, anche nello stesso paese in cui si vive, se tu fai a piedi il giro del paese rispetto a farlo in macchina, ti accorgi di cose che non avevi mai visto prima o non ti eri mai appunto accorto. Noi abbiamo su questo progetto e la cosa verrà... Quando si parte? Maggio, Noi una data esattamente il 3 maggio. 3 maggio. Perché il 1 maggio per ovvi motivi. Il 2 maggio è una domenica, il 3 maggio è un lunedì. Avete anticipato di 2 giorni Garibaldi, non lo fece del 5 maggio. Tu sei più lungimirante Garibaldi. Ma perché noi, stando in onda, poi sarà bello magari collegarci telefonicamente anche. Esatto. Allora voi tenete presente che noi abbiamo già alcune emittenti nazionali che acquisteranno il format conclusivo. Però vorremmo con le emittenti locali fare delle dirette tutte le volte che noi arriviamo in una stazione. Quindi siccome io con voi ho un rapporto particolare, se ci possiamo organizzare, sarà bello vedere, perché l'idea è quella che tutte le volte che arriviamo in un luogo di organizzare una festa dove ci sarà il sindaco, la banda, per fare in maniera che diventi un modo quindi anche ufficiale. Esattamente. Ma anche di grande richiamo, perché si sa che se c'è una festa c'è anche un richiamo, e quindi questa cosa viene amplificata ancora di più, come è giusto che sia, perché questo tipo di progetti che poi impegnano così tanto tempo e sforzi, è giusto che abbiano il maggior numero di persone alle quali possono arrivare, perché poi comunque si sa sempre che l'arte è sempre quella cosa che si immagina che sia per pochi. No. L'arte deve essere una cosa pubblica di popolo. E quindi deve essere una cosa per tutti. La cosa che mi ha reso contento è che abbiamo cominciato da ieri a visitare le categorie economiche e quasi tutte le associazioni aderiranno al progetto. Questo ci fa piacere. Perché capiscono che è un modo per rilanciare quelle forme di artigianato e anche una forma, diciamo, di turismo, che è un turismo, diciamo così, per un target abbastanza preciso, cioè gente che ama turismo campestre, potremmo dire. La gente che ama scoprire, che ama scoprire le cose, no?
e che sta diventando un target molto importante. Poi sul piano, ha ragione, dell'artigianato è ridondante una cosa del genere. Bene, allora, è all'ultimo stadio, anche sul piano economico. Dico bene, Pietro. Io posso dirvi che su 36 almeno 9 saranno gli artigiani che parteciperanno al progetto con un questa è la maglietta. Non avevo dubbi. Questa è la maglietta Pellegrino d'Arte, poi sotto c'è scritto, scusa, che è l'associazione Luxi Arti, che è quella che promuove il progetto. E dietro c'è appunto la Sardegna con la scritta famosa: chi cammina prende le perle. Allora noi felici di aver raccolto, almeno ancora a progetto non cominciato da un punto di vista proprio fisico, questa bella iniziativa, anche perché Pietro Franesi è una persona che con l'arte da una vita ha a che fare, è un tutt'uno, e forse è anche uno di quei geni, dicevamo prima, no? Che ha visto lungo per quanto riguarda questa terra, perché tu non vivi qui ma ci passi e ci rimani per un tot, poi parti. Tu sei un viaggiatore sostanzialmente. Sì, adesso sto partendo per Turchia, Iran, Pakistan e Afghanistan. Però con questa sorta di saudagi che viene a chi ormai vive o frequenta la Sardegna per un po', che porta a ritornare e a voler anche far conoscere, se fosse ancora, diciamo, se ci fosse ancora bisogno, di più nel mondo un territorio le così. bellezze e le tradizioni. Non a caso abbiamo scelto la Sardegna Sardegna come prima tappa del progetto ma nazionale. infatti, e rendo omaggio a noi sardi. Pietro, noi facciamo il nodo alla maglietta, ci risentiremo come sempre ovviamente, e grazie per averci raccontato questa bella iniziativa. Ci sentiremo attraverso il telefono. Ok, grazie. Ok Pietro, in bocca al lupo per questa grande, straordinaria manifestazione. C'è la pubblicità, torniamo tra poco. E a proposito di cultura sarda parleremo con due che il tema è legato al balludundu, hanno tanto da raccontarci anche per quanto riguarda quelle Pietro, proprietà terapeutiche. Torniamo tra poco.